Assemblea dei delegati e delle delegate della CGIL Sicilia, l'introduzione del segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino, ha messo al centro i problemi della nostra regione ma anche le proposte della CGIL. Ha chiuso i lavori Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. L'occasione è data dalla ristrutturazione della ex scuola di formazione sindacale a Santa Venerina in provincia di Catania. Presente anche il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi. Davvero un grande onore ospitare questa assemblea di delegati e delegate nel giorno in cui diamo via ai lavori di ristrutturazione di questo luogo. E questo per tanti anni è stato un luogo di formazione sindacale. Purtroppo negli ultimi anni l'attività è venuta meno e quindi abbiamo la necessità di rimetterlo davvero in campo. Rimetterlo in campo non solo e non tanto per la formazione sindacale che è necessaria mettere in campo, ma questo per come noi, come segreteria, come CGIL siciliana l'abbiamo immaginato, deve essere un luogo da mettere a disposizione dell'università, del mondo della scuola, dell'istruzione, del terzo settore, delle associazioni, per far sì che questo diventi un luogo di elaborazione, di progettazione, di programmazione di una nuova economia, di una nuova società siciliana. Oggi la posa della prima pietra per la ristrutturazione di questa bellissima struttura della CGIL italiana alla presenza del nostro segretario Maurizio Landini. La formazione delle delegate e dei delegati, dei quali dirigenti per la CGIL rappresenta un punto fermo per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di conoscere i propri diritti e poterli rivendicare. Lavoratrici e lavoratori devono sapere quali sono gli ordini a cui non bisogna obbedire di fronte ai pericoli a cui vengono esposti nei cantieri di lavoro. Non possiamo consentire più a nessuno di girarsi dall'altro lato mentre la gente muore. Le lavoratrici e i lavoratori devono conoscere i guai, i guasti che l'autonomia differenziata del governo Meloni sta esponendo il nostro paese rispetto al dramma della Sicilia che perde importanti risorse, che spaccano il paese con 23 differenziazioni tra regione e regione rispetto a temi molto importanti: formazione, sanità, politiche energetiche, sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, abbiamo voluto rimettere in campo questo ente di formazione proprio per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di avere gli strumenti necessari per difendere i propri diritti.